Paola Goisis, parlamentare, insegnante di lettere e storia negli istituti secondari, fondatrice in quota Veneto Donne di Grande Nord. Si prepara Ferrara Patrizia. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per essere qui, anche il Presidente e tutto il parterre che abbiamo qui. Allora, è evidente che io, avete sentito, sono insegnante da tanti anni e non posso fare a meno di preoccuparmi ancora una volta per la scuola, per l'istruzione. Io voglio portare avanti un principio che ci è stato detto da un grande scrittore, Dostoevsky, il quale diceva: la bellezza salverà il mondo. Sembra una frase così, assunta da qualche testo, da qualche romanzo, in realtà è vero, è stata ricavata da un romanzo di Dostoevsky, ma ha un significato profondo. Il significato profondo è quello che io ci vedo quando sto pensando ai nostri studenti, in modo particolare agli studenti di oggi, che spesso sono abbandonati a loro stessi. Sono abbandonati a loro stessi in modo tale che ciò che prevale fra gli studenti a scuola, ma a casa, ma anche per le strade, molto spesso è il bullismo. E per il bullismo io non ho sentito nessun preside muoversi se non preoccupandosi per il bullo, non tanto per colui che è stato in modo così indegno, appunto, bullizzato. E i nostri ragazzi hanno bisogno che venga dato loro qualcosa di importante. Secondo me, secondo noi, ciò che si deve dare ai ragazzi e agli studenti è proprio questo: fare capire loro la bellezza. Stiamo celebrando quest'anno proprio i 500 anni dalla morte di Leonardo, il quale Leonardo ci ha lasciato una miriade di opere importanti, bellissime, che sono in giro per tutto il mondo. Io le ho viste direttamente a San Pietroburgo, per esempio, e portando anche i nostri ragazzi non soltanto a conoscere la matematica, la fisica e che so le varie discipline, ma insegnando ai nostri ragazzi ad apprezzare, a saper leggere un quadro, ad apprezzare un testo di musica, a sapere leggere anche nell'animo dei loro compagni, quei compagni che sono appunto bullizzati, che sono abbandonati. E perché insisto sul discorso della bellezza? Perché nella bellezza anche i filosofi classici dicevano che nella bellezza c'è già la bontà. Se noi riusciamo a fare dei nostri ragazzi dei ragazzi capaci di leggere, come dicevo, capaci di portare avanti, di apprendere veramente e di sapere avvantaggiarsi di ciò che la nostra storia e la nostra cultura ha dato a tutti noi e che noi abbiamo cercato in vario modo di trasmettere, sono sicura che questo sarà un'arma fortissima contro il bullismo. Entrando poi nello specifico della scuola, e sono obbligata a collegarmi al tema dell'autonomia. Noi siamo qui ormai da quasi 500 giorni che stiamo aspettando che qualcuno porti avanti il tema dell'autonomia. E invece a che cosa stiamo assistendo? Intanto è stato fatto un referendum che ha fatto spendere milioni e milioni, 14 milioni di euro, che significa 38, quanti sono, miliardi di vecchie lire, solo per farsi propaganda elettorale. E non voglio fare nomi, ma tutti abbiamo capito a chi ci rivolgiamo. Ancora di più, la cosa ancora più grave è quella che questo governatore, che non voglio nominare ma tutti sappiamo chi è, io sono del Veneto, quindi immaginate a chi mi riferisco, ha preso in giro e continua anche oggi a prendere in giro i veneti, ma i lombardi, ma gli emiliani e tutte le popolazioni del nord, là dove precedentemente si diceva che si potrebbe prendere come modello l'autonomia di Bolzano. Peccato però che oggi l'autonomia di Bolzano sia stata stralciata dal testo della signora ministra, della Stefani, che secondo me parla, ma sempre a vuoto e non dice nulla di concreto. Ciò che potrebbe essere concreto, invece, sarebbe proprio quello di dire, chi produce ha il diritto di usare
quelle risorse e magari anche, se vuole, darle in beneficenza, ma non che si venga qua a dire attraverso il termine solidarietà che noi siamo obbligati a dare i nostri soldi giù, perché sennò poverini piangono, perché sennò De Luca si mette a urlare. Non è questo il concetto. Purtroppo mezza Italia, mezza penisola non ha ancora imparato cosa significhi l'autonomia. E io invito il nostro governatore, prima di andare a parlare in Parlamento, lo invito a spiegare alle popolazioni presso cui sono andati i suoi, non voglio usare un termine brutto, ma insomma i suoi amici. Sto parlando di coloro che sono andati in Calabria, che sono andati in Sicilia, che sono andati in Campania, che hanno portato in Parlamento con il nome Lega, persone che io ho conosciuto direttamente, per cui parlo proprio per visti, non per sentito dire, gente che viene, che non ha niente a che fare col lavoro del nord, che non ha niente a che fare con le industrie del nord. E voglio portare un altro esempio piccolissimo, poi ho già sforato. Sapete che, allora, giù al sud, in modo particolare, vi porto l'esempio della Sicilia e della Campania. Giù al sud, purtroppo, ci devono essere tanti ragazzi, studenti handicappati, perché non si sa perché in Sicilia c'è il doppio degli insegnanti di sostegno, così rispetto per esempio al Veneto, il doppio. Poi vi posso dare anche i nomi, ma li lascio giù perché ho lasciato giù il testo. Ma non solo, esempio ancora, il costo della scuola, va bene, per la Campania, va bene, è anche lì il doppio del costo del Veneto o della Lombardia o degli altri. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è l'autonomia e Grande Nord, di questo ringrazio il nostro Presidente e tutti i fondatori, tutti coloro che credono in Grande Nord, e Grande Nord sarà quello che ci porterà veramente all'autonomia. Grazie Paola, chiamo sul palco Ferrari Patrizia, funzionario di vigilanza di sicurezza, quota donna per l'Emilia Romagna.